Un buongiorno a tutti da Gwendalina Ferro. Oggi in studio ritornano proprio qui a International Radio il sindaco Pierfrancesco Munari e l'assessore alla sicurezza Marco Grandi. Buon pomeriggio. Benvenuti. Sindaco, come siamo messi con il ponte? Perché abbiamo ricevuto varie segnalazioni, ma al di là dei lavori, no? Capire un attimo se il cronoprogramma verrà rispettato, soprattutto perché chiedo questo, perché i disagi alla viabilità proprio causati, insomma, la modifica alla viabilità del traffico chiaramente veicolare. Allora, il ponte, faccio una premessa, sono 70 anni che la città di Cavardere aspetta che venga rinnovato questo ponte, quindi sono molto molto felice che la mia amministrazione abbia avuto l'opportunità tramite i fondi del PNRR di metterlo in sicurezza. Faccio questa premessa perché il ponte, al di là di una carreggiata molto vetusta, di un manto stradale molto deteriorato, presentava i parapetti a protezione che non erano nemmeno a norma perché non avevano l'altezza necessaria, quindi comprenderai bene che anche per un pedone che attraversava il ponte c'era grossissimo pericolo anche di caduta proprio in acqua. Un manufatto non è eterno, voglio assolutamente, dire. Quindi assolutamente. I lavori sono d'obbligo. Siamo riusciti nei tempi previsti dal PNRR a progettare e affidare alla ditta l'incarico appunto su questa ristrutturazione del ponte. I lavori sono stati affidati e iniziati nel giugno di quest'anno, quindi nel 2024. Il termine di consegna doveva essere il 23 dicembre del 2024. E hanno iniziato subito con l'accantieramento, hanno iniziato subito con la rimozione del manto stradale, le prime lavorazioni che comportavano il passaggio dei sottoservizi, perché considera che dalla sponda nord alla sponda sud dell'Adige corrono tutti i sottoservizi, quindi da fibra ottica, tutti i cavi telefonici, i gas, e quindi accordare e mettere d'accordo tutti i diversi enti che devono lavorare al medesimo cantiere non è stato semplice, ma l'inghippo insomma più grave che abbiamo avuto era quello in riferimento al genio civile. Ovviamente un ponte che si poggia su due sponde, poggia su due sponde con due geni diversi, perché lato nord abbiamo genio di Padova, lato sud genio di Rovigo. Abbiamo dovuto coordinare i lavori. Inizialmente hanno previsti delle lavorazioni a rinforzo delle strutture del ponte tramite pontone, quindi queste grandi zattere che si posizionano sull'acqua per rendere agevoli i lavori dal basso verso l'alto. Purtroppo a maggio e giugno abbiamo avuto una piena storica, non tanto per l'altezza del fiume, dell'alveo del fiume, quanto per la durata e l'intensità della piena, che è durata oltre 50 giorni con, ahimè, anche gravi danni alla città di Cavardere. Io ho dovuto sottoscrivere un'ordinanza di sgombero di un'abitazione che aveva avuto un pericolo di crollo molto evidente. Dopo la piena il genio ci ha diffidato a utilizzare il pontone, quindi abbiamo dovuto rivedere il progetto, modificare la strategia della ristrutturazione, e quindi solo nei primi giorni di ottobre il genio ha autorizzato il nuovo progetto che prevede le lavorazioni fatte dal piano carrabile del ponte tramite delle strutture metalliche, delle impalcature che le chiamiamo AC, nel senso che vanno fino sotto il ponte. Questo ritardo e questa stasi del cantiere per 60 giorni ha inevitabilmente prodotto un ritardo, mi auguro di meno giorni, ma indicativamente di 60 giorni, che quindi fa slittare a fine febbraio 2025 la consegna del ponte. È effettivamente, come dicevi tu, Gwendalina, un'opera strategica perché collega San Giuseppe a Cavardere, e quindi comprendo anche le difficoltà di tutti i cittadini che si lamentano perché i lavori sono in itinere, però chiedo a tutti i cittadini di aver pazienza, perché era un'opera fondamentale per rinnovare Cavardere, e quindi 2 mesi comprendo possono portare difficoltà anche alle attività commerciali magari che si trovano a San Giuseppe, sono più distanti dal centro, però nella sfortuna e nel disagio dei lavori comunque ricordo ai cittadini che abbiamo la fortuna di avere un altro ponte a 800 metri. Dico questo perché in altre situazioni, in altre città divise da un ponte, a volte i lavori su quel ponte lì comportano dei disagi molto molto più grandi rispetto a Cavardere, perché magari l'altro attraversamento del fiume si trova a 20-30 km. Quindi
Pur comprendendo i disagi, chiedo a tutti di portare pazienza, perché a febbraio consegneremo alla città un ponte sicuramente più bello, sicuramente più sicuro, e che potrà essere un vanto anche per noi che lo stiamo cercando di realizzare dopo, come ti dicevo, 70 anni. Sì, certo. Poi sindaco, ti dirò così a titolo informativo, perché proprio stamattina ho fatto un'intervista al sindaco di Rosolina, no? E lo dico perché i 2 ponti che si attraversano per arrivare ad Albarella saranno interessati, proprio perché vetusti, ritorniamo al discorso che un manufatto non è eterno, ha bisogno di manutenzione, saranno praticamente sistemati e verrà chiusa la strada. Quindi dalla cavalcavia della Romea per Albarella, Valli, esatto, strada delle valli, esatto, quindi vuol dire arrivare per Rosolina Mare 15 km in più. esatto. No, tanto Forse per di più. citare, e questo hanno scelto di farlo durante, non dico novembre perché ci siamo già, ma dicembre, gennaio, Certo. cioè nei mesi freddi, per evitare Certo. il traffico a parte che al Barella, insomma, c'è sempre il via vai, però il traffico estivo, diciamo così, no? E quindi, solo per citare un esempio, non è che è equiparabile, però le manutenzioni devono essere Certo. fatte, quindi porteranno pazienza i cittadini. E poi ti aggiungo, sfrutto il canale radio, perché so che avete tantissimi radioascoltatori, soprattutto di Cavardere, anche per lanciare un altro messaggio. I ritardi, al di là di questo problema progettuale derivato ovviamente dalla piena dell'Adige, che non è un fattore che può essere risolto dall'amministrazione, i ritardi si sono anche, diciamo, accumulati per dei comportamenti scellerati da parte di qualche soggetto che in più e più occasioni ha rotto i sigilli del cantiere per attraversare il ponte di notte. Quindi mi collego al discorso delle criticità, delle problematiche anche di raggiungere il centro, però ci sono stati dei comportamenti, qualche persona è stata anche denunciata perché è stata anche scoperta, di soggetti che di notte rompono i sigilli, rompono i lucchetti del cantiere per passarci. Pensa, Gwendalina, che una sera hanno aperto i cancelli e sono passati con una macchina. Abbiamo dovuto mettere un manufatto in cemento per evitare che passassero le macchine, e considera il rischio che ha corso questa macchina, visto che il ponte, che adesso è in fase di ristrutturazione, tutto il manto stradale è stato tolto, è stato alleggerito, e io che faccio visite in cantiere periodiche, ad esempio, se tu lo percorri adesso ci sono dei buchi che vedi l'acqua, quindi sicuramente è stato indebolito e qualche folle è passato con la macchina. Quindi ecco, colgo e utilizzo il tuo canale radio per chiedere a tutti i cittadini, ripeto, comprendendo il disagio, comprendendo tutto, ma bisogna rispettare, i lavori devono essere fatti. Per rifare un ponte non si può permettere il passaggio sul ponte, e quindi non entrate per favore nei cantieri. Ma questa azione in civile che tu citi, come altre che prima mi avete detto, mi avete informato, insomma, fuori onda, Assessore, come l'avete sistemata? Perché quando si fa male qualcuno, poi no, si sta male tutti. E il sindaco in primis. Qualcuno paga il conto sempre che mediamente non ne ha colpa, anzi si è speso per cercare di evitare questi fenomeni. Tutto parte da un senso veramente civico che è arrivato a livelli veramente bassissimi, e voglio augurarmi che queste persone non si rendano conto di quanto, perché veramente sarebbe scellerato farlo volontariamente, mettere così a rischio la propria e l'altrui incolumità. Sicurezza è un capitolo enorme, il sindaco mi ha dato un bel regalo, sono contentissimo con questo referato, però il territorio di Cavarzere per sua natura è molto poco controllabile, perché molto territorio, 140,4 km², territori molto poco densi di popolazione. Tornando al ponte, ecco, in un contesto più ampio di misure di sicurezza, adesso nello specifico, come ha ricordato il sindaco, sono stati messi i new jersey di cemento che comunque ostacolano anche di più il lavoro delle ditte, quindi è più difficile anche poi diventa complicato accedere e uscire dal cantiere anche per chi deve farlo per lavoro, avendo dovuto rafforzare in maniera importante le barriere. Come sicurezza nel territorio in questi 2 anni è stata implementata fortemente la rete di televideosorveglianza, perché sono fiorite 10 nuove punti di videosorveglianza, lo dico orgogliosamente, molto spesso quasi interamente finanziati, quindi abbiamo corso per arrivare ad avere delle possibilità economiche che non intaccassero le casse del comune per averli. E la strategia, anche in questo caso molto ragionata, è stata quella di metterli negli snodi
nevralgici degli accessi e delle uscite delle città. Sì, quindi certo, chiaro che sorvegliare varchi. ai varchi, i cosiddetti varchi, perfetto. Sorvegliare un punto specifico è molto poco anche produttivo, nel senso che poi, spostato l'occhio della telecamera, si può commettere sotto il baffo della telecamera sostanzialmente. Mentre in alcuni punti blinda veramente, quindi direi che tutti gli accessi della città sono presidiati. Altra cosa importante, lo stiamo cercando di fare in sinergia con la cittadinanza, perché questa è l'arma vincente, che venga segnalato e correttamente segnalato tutto quello che è reato o comunque comportamenti che possono comportare un rischio per la comunità. Quindi chiunque, diceva il sindaco prima, appena li identifichiamo magari partono anche delle denunce, più rapidamente questi soggetti, che poi non sono un'infinità per fortuna, riescono ad essere identificati e perseguiti, chiaramente questo aiuta in maniera molto importante. Certo. Sindaco, una domanda così a caldo: avete provato a valutare di poter far fare i lavori anche di notte alla ditta per accorciare un po' questi tempi che si sono allungati, oppure? Stiamo cercando di mettere in campo tutte le strategie sia di costruzione che di altro per cercare di ridurre il più possibile il tempo e quindi il disagio. È al vaglio l'utilizzo di un particolare elemento cementizio che solidifica in tempi molto più rapidi rispetto al classico, quindi quello permetterebbe di risparmiare qualche settimana di lavoro. Altre lavorazioni però richiedono, come ben potrai immaginare, delle tempistiche che non sono derogabili anche se dovessero lavorare 24 ore al giorno. Certo, ma per fare questo tipo di lavoro, no, di sistema di qualificazione del ponte, sono stati usati dei fondi pubblici provenienti dal più famoso PNRR. Ce ne sono altre opere legate ai fondi, a questo tipo di fondi, sindaco? Assolutamente sì, ho il privilegio di essere sindaco in un momento storico dove abbiamo avuto la possibilità e, tra parentesi dico anche la bravura, di portare a casa 6 finanziamenti molto importanti per la nostra città per oltre 10 milioni di euro. Dico anche un po' di bravura da parte dell'amministrazione, perché ci sono tantissimi comuni, voi leggete ogni giorno di appunto comuni che abbandonano i progetti di PNRR, sì, perché hanno una complessità che è veramente enorme, importante. Bisogna avere una struttura anche di funzionari e oltre la macchina. Struttura, però ad esempio anche nella città metropolitana, non mi piace far paragoni e quindi non dirò la città, ma ci sono città molto simili a Cavardere per popolazione che non hanno portato a casa nessun tipo di finanziamento del PNRR. Cavardere, ripeto, con oltre 10 milioni di euro di investimenti e 6 cantieri PNRR, diciamo che è forse quella che ne ha portato a casa in più in proporzione. C'è anche un programmino che potete andarlo a vedere online appunto sul PNRR. Se si va a cliccare nella città metropolitana, Cavardere è colorata in blu scuro, significa che ha portato a casa ingenti risorse. No. Quanti per il ponte, sindaco? Lo ricordiamo? 907.000 euro. Le altre opere, hai detto 6 cantieri? 490.000 euro per via Matteotti, che è il primo cantiere che è stato consegnato alla città. Abbiamo rifatto e messo in sicurezza una delle principali arterie nord-sud di Cavardere, che è la via dove si trova la caserma dei carabinieri, e l'abbiamo consegnata qualche mese fa, ripeto, messa in sicurezza perché la via dove ci sono i pini marittimi che tanti danni hanno provocato, anche quella era una strada che erano decenni che la cittadinanza aspettava giustamente che venisse ripristinata e sistemata, e l'abbiamo consegnato. Un primo stralcio, perché ci auguriamo a breve anche di completarlo con un secondo stralcio che prevede una pista ciclabile, parcheggi e soprattutto l'interramento della linea della media tensione che corre parallela alla strada. E abbiamo portato a casa 1.570.000 tramite il PUI, che sono i piani urbani integrati, e tramite la città metropolitana, fondi confluiti nel PNRR per rifacimento del campo di Via Spalato. Quindi rifacciamo ex novo, li stiamo facendo e sta procedendo nelle tempistiche corrette la tribuna del campo da calcio di Via Spalato, rifacimento completo del manto erboso con l'impianto di irrigazione e la costruzione ex novo del campo da padel vicino al campo da tennis. Durerà questo tipo di... Maggio 2025 verranno consegnate alla città. Okay. Abbiamo poi un altro finanziamento, cofinanziamento, perché 350.000 euro li mette il comune, 350.000 euro li mette la regione, sempre confluiti nel PNRR, per la messa in sicurezza della Sinistra Adige. Quindi 14 chilometri di strada, l'unica arginale, non l'unica, ma quella più importante arginale di competenza del comune, verrà messa in sicurezza, quindi verrà rifatto l'asfalto nei tratti più malorati, soprattutto tra
diciamo San Giuseppe, Boscochiaro e San Pietro, dove effettivamente la strada risulta molto danneggiata, e verranno messe in sicurezza tutte le parti con la posizione del guardrail dove ci sono curve pericolose, dove, diciamo, vista anche la presenza del fiume, c'è un rischio per l'incolumità, certo, per l'incolumità pubblica. Abbiamo poi un altro cantiere che ho visitato fresco stamattina, anche lì stanno andando avanti i lavori in maniera molto spedita, che è quello della mensa all'interno del plesso della Dante Alighieri, della mensa della Collodi. Questa è un'opera strategica di circa 1,2 milioni, in parte cofinanziata dal comune per circa 300.000 euro, vado a memoria, che permetterà di avere una zona polivalente, una struttura molto bella anche dall'aspetto estetico molto gradevole, e una mensa dove i bambini potranno utilizzare pasti scodellati. Ad oggi, purtroppo, non avendo degli spazi dedicati, nella ticket della mensa le famiglie sono costrette, le famiglie, in parte l'amministrazione perché va a compensare parte di quei soldi lì, paghiamo la monoporzione che ammonta a circa 1,40 euro, 1,60 euro a pasto. Con questa struttura invece noi ci auguriamo di ridurre, perché non pagheremo più la monoporzione, ma avremo lo scodellamento, che anche la qualità del cibo potrebbe avere dei risultati ottimi. Infine, il progetto un po' più ambizioso è quello del Pinqua, che è un progetto sulla qualità dell'abitare per oltre 4 milioni di euro, che prevede la demolizione e ricostruzione in 2 siti, quindi sarebbero 2 stralci. Il primo in via Cavour, a lato della chiesa di San Giuseppe, dove 2 immobili dell'Ater attualmente non abitabili perché soggetti anche a parziali cedimenti strutturali verranno completamente demoliti per far spazio a 10 appartamenti ex novo, con tutte le prescrizioni che l'Europa ci chiede, quindi saranno appartamenti con domotica, con pannelli fotovoltaici, con cappotti di un determinato spessore, quindi anche a bassissimo impatto ambientale. E il secondo stralcio invece in via Marconi, in prossimità dell'ex Monte Aquina, dell'ex macello, dove anche lì verranno demolite delle casette dell'Ater per lasciare spazio a 4 appartamenti al piano terra per soggetti che hanno anche difficoltà motorie, quindi certo, anche nel segno dell'inclusività. Ma questi appartamenti che verranno demoliti sono attualmente abitabili? Abitati, anzi? No, in via Cavour c'erano 2 appartamenti che fino a poco tempo fa erano abitati, abbiamo fatto spostare le persone appunto perché non c'era più l'agibilità del plesso, e nel giro della prossima settimana dovrebbero iniziare i cantieri, quindi dovrebbero iniziare le barriere di cantieramento, e credo che entro dicembre potremo già aver la vista di quest'anno, averla già la vista sgombra, quindi significa aver già demolito i plessi di via Cavour, che già quello è un impatto visivo perché sono 2 ecomostri, li ho visti anche oggi e sono veramente anche indecorosi per la nostra città. Consegna fine lavori dovrebbe essere fine 2025, credo che quel cantiere lì specifico abbia la scadenza di consegna il 31 marzo 2026, che è un po' la scadenza di tutti i PNRR. Sì, era per capire il disagio che ovvio, insomma, che avranno i cittadini residenti, insomma, in quel allora cercheremo di diminuire al minimo i disagi, però ecco, chiedo ai cittadini di comprendere che questo è un momento storico straordinario, passerà una volta solo il PNRR. Io come amministratore ho accettato insieme alla mia squadra la sfida del PNRR, perché a Cavarzere nessuno mai ha fatto oltre 10 milioni di euro di lavori in un quinquennio. Mi piacerebbe lasciare alla fine del mio mandato una città rinnovata, una città nel quale si vede il passaggio della nostra amministrazione, e sono sicuro insomma che questi cantieri possano cambiare radicalmente il volto della nostra città, perché riguardano ambiti diversi, localizzazioni diverse, e diciamo che questi sono solo i cantieri dei lavori pubblici. Poi ci sono tantissimi altri cantieri ambiziosi che abbiamo in parte anche già concluso, ad esempio l'illuminazione pubblica, che ha visto la sostituzione di 3.122 punti luce con l'illuminazione a LED. Un bel risparmio. Sì, un risparmio del 70% tra 9 anni, perché ovviamente bisogna pagarlo l'investimento, è stato un investimento da oltre 2,5 milioni di euro, quindi insomma tantissima carne al fuoco, però io sono convinto che questo cambio di passo era necessario, e credo che insieme a quelle cose che ti ho detto, insieme alle cose che verranno nei prossimi 2 anni,
il segno sarà tangibile, certo. me lo auguro con tutto il cuore. E quindi ritornerò ad invitarti, sindaco, per fare il punto della situazione dei lavori PNRR. Assolutamente sì. E speriamo che il ponte... Mi auguro di invitarti prima io all'inaugurazione, perché significa che abbiamo già fatto. Però visto che i progetti sono tanti, faremo comunque il punto dopo... Vengo ad aggiornarvi mese per mese sull'evoluzione dei nostri cantieri. Facciamo un bel nodo al fazzoletto. Assolutamente. Benissimo, grazie sindaco per queste insomma delucidazioni, questo punto, questa nuova fotografia dei lavori pubblici qui a Cavarzere. Grazie anche all'assessore alla sicurezza Marco Grandi, che ha un attimo spiegato insomma che purtroppo azioni irresponsabili, stavo dicendo incivili, per non dire qualcos'altro, chiaramente tenute sotto controllo, che hanno causato una buona parte dello slittamento dei lavori, appunto, che dicevamo del ponte. Certo, è un rischio, chiaro. Grazie per essere venuti qui a International Radio e per aver dato informazione pura e cruda ai nostri radioascoltatori. Grazie e buona giornata a voi e ai nostri radioascoltatori. Buona giornata a voi. Tanto grazie.